Futsal People, buonasera e buon anno da Enrico Coggiola e benvenuti al Pala Maggiore di Leni e l'84 Torino Kame Treviso, 12ª giornata di Serie A. C'è il fischio di Dimundo, via si parte, andiamo, buon divertimento con l'84 Kame, con la Kame che gira il primo possesso offensivo, Cuzzolino che cambia lato, Rescia, controllo, sinistro, palo e poi Fior, alla fine Tuli. Imbucata, Giappa lascia lì a Walex, prova a passare, sempre Walex di Guida, va dentro a cercare Giappa, intervento super di Maxi Rescia in fase difensiva. Guida aveva parecchiato benissimo per il proprio pivot, grande. Rescia vince il rimpallo, si autolancia, possibile 2 contro 1, sempre Rescia, vince un altro rimpallo, Rescia fino in fondo, ci arriva Fior molto bene, poi Walex la perde su Braga, sterzata Braga che prova a scavare il pallone proprio per la corsa di Ugas che ci arriva di testa, Ugas fa tutto benissimo e non può sbagliare a porta vuota, grande palla della Kame con Sacon che ha cercato la giocata di pochi istanti fa, ha avuto ragione, controllo perfetto e gol di Ugas, 1-0. Murillo in verticale per Braga, sportellate con Sacon, sempre Braga, aspetta Fortini, lo serve, calcia Fortini, fortissimo sul primo palo. Ci mette le mani bene Fior, poi palla sopra verso Murillo Schiocchè, calcia, rimpallo, Schiocchè! E Murillo Schiocchè a pareggiare i conti dopo pochissimo. Dal vantaggio della Kame ci ha provato. Prima Fortini, ci è riuscito. Murillo Schiocchè 1-1. E lo riceve. Poi lavora bene, prova a scappare dalla pressione forte da parte di Cuzzolino. Giappa sul secondo palo per Donin. Coco, suolata e se ne va. Poi finte di Coco, scarico Cuzzolino, guarda la porta, calcia Cuzzolino. Coco, Osico, Trenino con Coco che calcia forte, forte, forte con il destro, non trovando però lo specchio della porta. Bella giocata da palla inattiva per la squadra di Mister Paniccia. Fior comunque sembrava sulla traiettoria del pallone. Palla fuori per Sacon, suolata, guarda la porta e calcia. Tondi molto bravo, poi Coco la tiene in campo, prova a sgasare, sempre Coco, non è uscito il pallone, cambio lato, Osico va dentro da Braga, deviazione, poi ancora Fior. Calcio del Gaudio, disattenta la barrierina dell'84, c'era comunque Tondi sul primo palo che ci ha messo bene le mani sul tentativo di Pasquale del Gaudio. Donin rischia su Murillo che gliela porta via, sempre Murillo lascia lì per Tuli, in scivolata Tuli, scava il pallone bene per Cuzzolino che la tiene, scarico, Rescia, Fior con un miracolo in 2 tempi la blocca e manda nel campo aperto Walex. Ottima copertura da parte di Osico, grande parata ancora una volta da parte di Alessandro Fior su Rescia. Palla fuori, Sacon lascia lì, Walex, calcia Walex, Tondi spaccata, poi di Guida, ancora di Guida e ancora Fabio Tondi, super. Prova a imbucare per Sacon che regge dentro l'area di rigore, tacco e poi Tondi. Cuzzolino per Braga al volo, calcia con una mano Walex, arriva il fischio da parte di Battista facendo ok. Coco potrebbe uscire dai blocchi e cercare addirittura la deviazione con il tacco che l'abbiamo visto fare lo scorso anno contro il Verona. Andrà invece Fortini, scarico per Cuzzolino, suolata, calcia! Gol bellissimo di Leandro Cuzzolino che la mette sotto l'incrocio dei pali, nulla da fare per Fior questa volta, schema perfetto dell'84 su punizione per propiziare questo gol di Leandro Cuzzolino, 2-1. Raguso, Tuli rischia, poi Raguso scava il pallone, Walex la trova, Tuli in qualche modo esulta la panchina dell'84. Ci siamo, via, si parte, andiamo, buon divertimento col secondo tempo di L84 Kame con l'L84 che gira il primo possesso, suolata Osico per Coco che va in verticale proprio da Braga, che deve reggere questo pallone sulla pressione di Azzoni. Si gira Braga, calcia Braga, Fior, poi Rescia
Eccola, verso il numero 5, calcia al volo, centra Raguso, poi Walex si gira, ma c'è Tondi sulla sua strada, in brasiliana gli chiude tutto lo specchio. Fortini scava il pallone per Braga, in palleggio Braga, trattenuta evidente da parte di Sacon, che commette il secondo fallo nel giro di 30 secondi, giallo per Matteo Sacon. In agguato dentro l'area di rigore, sempre fuori dai blocchi invece Leandro Cuzzolino, che andrà lui. Lascia lì per Coco, la piazza Coco, Fiore, poi il palo, a dire di no l'84, bella giocata ancora una volta da palla inattiva per la squadra di mister Paniccia. Fortini, Raguso, in verticale da Braga, che deve reggere ancora una volta su Sacon, poi scava il pallone Walex addirittura con il tacco, Raguso c'era prima di tutti, Fortini ancora Fior, molto bravo. Non viene cumulato il fallo di pochi istanti fa, falla sopra per Cuzzolino, calcia Sacon, poi sterzata Cuzzolino, sempre in un fazzoletto, prova la giocata, Walex legge, fa sul pallone, va in verticale, bene da Sacon, transizione Kame con la palla per Donin, sempre Donin, grande intervento da parte di Giuliano Fortini, che si prende gli applausi del palamaggiore di Leini. Sacon in verticale da Giappa, mette giù il pallone, cambia tutto per andare da Guida, dentro da Ugas. Coco vorrebbe giocare veloce, scambio con Tuli, palla dentro, Rescia, scavette, poi bacino alla traversa e pallone che se ne va, altra occasionissima per l'84, sempre con Rescia, con la palla che gli era arrivata un po' indietro, ha dovuto cercare questa soluzione estemporanea. Poi guarda la porta, dentro per Tuli che non riesce a girarsi, scarico Cuzzolino, Siqueira lascia lì, calcia Cuzzolino, Fiore ancora, poi Siqueira dentro trovando solo Giappa. Imbucata del Gaudio, prova a girarsi, scarico Donin, finta su Cuzzolino, passa Donin, calcia Tondi, molto bravo, allunga direttamente in out sulla bella giocata da parte di Donin, legge e provvede Fabio Tondi. Palla corta del Gaudio, calcia, trova Cuzzolino e poi Siqueira, spinge la transizione, Walex arriva alle sue spalle, Fortini, eccolo qua il gol del 3-1 dell'L84, ce la fa questa volta Giuliano Fortini a vincere la sfida personale con Alessandro Fior a 7:46 dal suono della sirena. 3-1 Giuliano Fortini. Del Gaudio regge, si gira bene Del Gaudio, fallo di Lucas Siqueira. Scarico però per Giappa, solo esterno della rete, bel lancio, Zico passa, va dentro Zico, Fior ci mette il piede, gran lancio di Tondi, bella giocata da parte di Osico. Fior in qualche modo ha negato la gioia del 4-1 al capitano dell'84, Braga ancora una volta si era staccato per cercare il centro dell'area di rigore, pallone che poi era uscito, palla fuori per Siqueira. Diagonale, Azzoni, scarico Walex, in verticale da Giappa, su di lui Siqueira, Giappa prova a girarsi, Giappa, Tondi ancora una volta bene in uscita a negare la gioia del 10° gol in stagione a Giappa Vieira, giocata da vero pivot. Sacon in verticale da Giappa, lotta Siqueira, poi cambio lato buono di Giappa per Walex, crocchetta di Walex, se ne va Walex fino in fondo, Tondi miracolo che rischiava di diventare pericolosissimo per l'L84, gran lavoro in fase difensiva, lo mette giù e poi manda in verticale per Tuli, dentro da Fortini, ghiaccio per partita, Giuliano Fortini che mette dentro il 4-1 per l'L84 dopo la giocata di classe, di intelligenza di Leandro Cuzzolino, doppietta per Giuliano Fortini e 4-1. Si è sbloccato e l'ha fatto 2 volte. Di Guida, Walex, Di Guida lato forte sulla destra, Walex va dentro, Tondi la trova e poi calcia con l'esterno verso la porta della Kame, andando a centimetri dal secondo gol stagionale, con Tondi che si prende tutto il tempo del mondo, lascia lì il pallone per Leandro Cuzzolino che lo addormenta, scorrono i secondi, suona la sirena, luci spente al pala maggiore di Leini
L'L84 parte bene nel suo 2025 battendo per 4-1 la Camai Treviso Maidoma. Ci ha provato nel finale col portiere di movimento la squadra di Silvio Rocia, ha risposto però con una super difesa l'L84 e quindi dal Pala Maggiore di Leini è tutto. Un saluto e ancora buon anno da Enrico Coggiola.